Un festival molto atteso e curato dalla cittadinanza e dal comune, che porta tanti eventi sul territorio e dà occasione di far conoscere Casalza Ligure e la sua storia culturale. La quarta edizione del Premio e Festival Letterario Umberto Fracchia, in programma dal 28 maggio al 1 giugno, un modo per ricordare un autore molto importante per il Novecento italiano e il suo legame con Casalza, in particolare con la frazione di Bargone, dove aveva una casa e ha voluto essere sepolto. Il tema di quest'anno è la moltitudine femminile. Allora, quello che abbiamo cercato di fare insieme a Chiara Fiorini è stato quello di abbracciare e raccontare il femminile da diversi punti di vista e vedere che cosa viene raccontato nella narrativa del femminile, abbracciando e aprendoci a tanti generi diversi. Il programma è ricco e vario, si può consultare sul sito premiofracchia.it. Tra gli ospiti ci sarà la giovane autrice Rochia che mischia romance e fantasy, Susanna Raule che presenta il suo nuovo libro di genere cozy crime, la giornalista Nicole Scarfatti che presenta il romanzo biografico su Margherita Scarfatti, Gianandrea Cerone che scrive noir, la scrittrice Lorenza Gentile, Luca Sommi che parla della Costituzione, la divulgatrice Caterina Capria e Silvia Grasso che parleranno di Elena Ferrante, infine la psicologa Selene Calloni Williams. L'obiettivo di questo anno era quello di consolidare innanzitutto una qualità che è già stata, diciamo, veicolata negli anni scorsi e di portare il premio a livello nazionale, per cui il nostro programma è molto ricco, abbiamo degli ospiti molto importanti, tra cui Sommi. Abbiamo cercato anche di mantenere quelle che erano un po' le tradizioni, no? Legate al premio Fracchia del territorio, per cui il concerto all'alba, la premiazione nel giardino di Umberto Fracchia, della casa di Umberto Fracchia a Bargone, perché secondo me la cosa veramente bella di questo festival è portare la cultura su un territorio che normalmente non viene considerato come sede culturale per eventi culturali. Oltre agli incontri ci sarà poi il premio per le opere di narrativa breve, novelle, racconti e cortometraggi che sono stati presentati negli scorsi giorni. La cerimonia di premiazione sarà a Bargone nel giardino letterario di Casa Fracchia sabato 1 giugno a partire dalle ore 18.